dark night has afterglow. Come to the mountain, climb, baby, climb. Up here there is only nothing to cloud your mind. Come to the mountain, high, baby, high. Here there is no distraction, only love inside. Only love inside. Awakened by a kiss. You said let's go outside. Stretch upon the grass before the sunrise. Watching meteorites, hundreds an hour that dwarf the satellites. A heavenly shower. Come to the mountain, climb, baby, climb. Up here there is only nothing to cloud your mind. Come to the mountain, high, baby, high. Here there is no distraction, only love inside. Only love inside. Only love inside. Ecco l'Italia, noi vabbè abbiamo sottovalutato il giretto, ecco vedi che i ragazzi sono là, vedi? Questo è il posto che io ti dicevo, che comunque abbiamo sottovalutato il giretto, adesso ti faccio vedere e quindi non ci andiamo, però bello, veramente è una figata unica, va che roba, da capire come entrarci. Ragazzi, come avete fatto a entrare? Come hai fatto a entrare? Cioè che scende... Ok, e dopo esci da qua sotto, giusto? Dopo vieni fuori da qua sotto. Ah, da là? Ok, grazie. La prossima volta, adesso no. No, adesso no. Adesso fate 50.000 km. Eh sì, perché vedi Italia, dopo là in fondo, non so se la vedi, c'è una grotta e chissà dove sbuchi, cioè qua non c'è nessuno, hai capito? A parte oggi ragazzi, vabbè, ma oggi probabilmente è anche una giornata molto soleggiata, quindi c'è tanta vedi. gente. Infatti vedi. Sì, stupendo, stupendo. E loro escono da là, quindi da qua sotto c'è un qualcosa di sotterraneo. Sì, perché... No, copate! Perché difatti scendere da qua è improponibile, vedi, è troppo ripido, sembra di no, magari in GoPro, ma in realtà ti assicuro che è ripidissimo, quindi invece può essere che invece di scendere là loro sono scesi da quella stradina lì, ok? Quindi guarda dove siamo, vedi? Il ponte, questo memo anche per noi la prossima volta che ci ritorniamo, quindi prima del ponte ovviamente non si scende di qua che è troppo ripido, ma si va là e lì c'è la stradina che arriva diretto dove c'erano i ragazzi. Sicuro? Sì, Questa? Sì. Ok, dai. Come with me to the mountain, swim beneath a crystal fountain. Eh sì, è da stamattina alle 10 che siamo in giro in mezzo alla natura
va a finire come quella volta nei Balcani, là dopo aver fatto la Croazia selvaggia, che mi ha toccato andare fin Marghera per recuperare, e se no è massa natura. Elicottero? Cosa? È una zecca? Piano? No, moscerino. Chissà se si possono mangiare queste robe. Oh, non lo so. La vedi? Siamo troppo ignoranti su ste robe. Magari sono buone, capisci? Magari siamo qua sperduti in una natura wild per qualche misterioso motivo, ok? E da lì come facciamo? Cosa ci mangiamo? Le farfalle, gli insetti? Cioè, capisci? No, preferirei rimanere sul vegetale. No, ma se morirai? Mancherà un quarto d'ora. Se sei in emergenza del cibo? Oh, siete due svegliarne? Ah? Stamattina che non mangio, mangiavo una fettina di traccia e basta. No, io so che È acqua. un calo di zuccheri che... Porta pazienza. C'è la montagna là in favore che c'è la Puiana, là, l'Aquila. La vedi? Tra la montagna soleggiata e quella ombrata, occhio adesso a metà tra le due. Te Italia non so se la vedi in camera. Sì, è vero che non ci ho mai pensato, perché effettivamente può succedere che in certi periodi magari vengono a romperti se ti metti in libera, oppure vengono a chiederti i 5 euro del campeggio, no? Però qua, in questa zona dove siamo noi, comunque sei attaccato al torrente, che è qua, da sta parte qua, no? E da st'altra parte, perdona per il vento, ma non sono io che lo comando, guarda, ti metti con il camper qui ed a capire come entrare, cioè se è pulminabile la storia. Lì, lo vedi tu? Ma hanno fatto sta strada qua, no? No, visto da strada. Tu che lì è una monastera, ti arriva su sul campo sportivo. Certo che sei su stamattina. Sì. Io Italia un giorno capirò come entrare qui, come sono entrati. Qua in libera viene ancora bella. Sì, cazzo, se qua nessuno ti rompe le balottas, ok? Da capire che strada hanno fatto e soprattutto se è pulminabile, basta, perché guarda, c'è subito già il torrente, silenzio, niente, guarda, neanche un lampione, quindi proprio perfetto, ti fai il carico d'acqua di là che ci sono i rubinetti e via. Ah, ok, questa è la strada del totem, quello degli indigeni, ok. E questa era collegata a via strada? Sì, del campo sportivo. Non mi ricordo, mi ricordo il totem. campo sportivo, no? Vabbè, farò la prossima volta magari in bici o a piedi per capire che non ci siano punti che tocchi con pulmin, che notte che passi. Anche qua è senza andare anche qua. No, qua hai tutto il verdume, di là avevi il torrente. Cioè qua guarda, non hai il torrente qua. Mentre di là avevi l'accesso al torrente più indietro. 50 metri, Yuri. No, vabbè, ma è pulminabile da qua a là, quindi te va diretto là, no? Questo è molto wild. Chissà come ci sono arrivati là col Defender. Noi eravamo passati da di qua, ragazzi. Sì? Ciao Fufo. Ciao sorpresa. Siamo praticamente arrivati. Un po' provati, se dobbiamo dire la verità. Invece se dobbiamo fare i fighi, no, sì. Boia Italia, anche qua si è riempito di auto perché devono aver saputo che eravamo qua e allora c'è sempre che parli di mangiare ogni volta. E salsiccia, sparagagna, mamma mia. Oggi abbiamo pranzato? No. E allora? Vabbè. No, è bellissimo, mi piace le famiglie che fanno le tavolate, che mettono gli asciugamani, mi piace, le tende, bello. Che fame! Ma va, fame.
Quindi è una cosa, un weekend salutare, che porti la famiglia in montagna, fai il picnic, così si fa, Dio buono. Ho fame! Motorhome da 6 metri che le vignuo Sono tutti là che mangiano. Gli unici ovviamente siamo gli ultimi. Vabbè, però abbiamo sustato per ovvi motivi dronatici. Ecco, questo è il nostro campo rom personale, vedi che quando entri ci sono i cani, i pitbull legati che ti abbaiano, vedi, guarda, tende fuori, roba da asciugare, è proprio niente, noi ci siamo allestiti sto campo rom. Come with me to the mountain, swim beneath a crystal fountain. Italia, come riescono a mangiare di continuo io non lo so, cioè io sono ancora residuato da oggi e boh, mi entra un bicchiere d'acqua, sti qua vin, maiali, vacche, cani no perché gli stai fortunati, però hanno rischiato anche i cani che sono passati davanti alla griglia, non so, cioè, dove gli sta fisicamente tutta quella roba, come fa a entrare, è un mistero che ancora devo risolvere, un po' tipo la pietra filosofale, cioè per capirci, è uguale, è stomaco di questi 4 elementi. Ah sì, ok, aspetta, scusa, traduzione, lo stomaco di questi 4 personaggi, è il stomaco, lo stomaco, di questi 4 elementi sta un po' a intendersi tipo personaggi, individui, hai capito? Così.